Lo studio legale dell'assessore Toffali avrebbe percepito dal 2007 ad oggi quasi 600.000 euro. Sentiamo. Un assessore alle partecipate non può avere il suo studio legale che fa consulenze alle aziende partecipate. Per il PD è una situazione di fortissima anomalia e di grave inopportunità politica. Partito che vuole sapere, 1, se la Regione è al corrente della faccenda, 2, se condivide questo modo di amministrare gli enti pubblici in aperta contraddizione con i principi di revisione della spesa che dovrebbero limitare i costi per consulenze esterne a favore di professionalità già presenti nelle varie aziende che tutte hanno un ufficio legale. A noi sembra esagerato, a noi sembra che Tosi dovrebbe essere già intervenuto parecchi mesi fa e aver revocato l'assessorato e le deleghe, soprattutto le partecipate, ma secondo noi il fatto è così grave sul piano politico e non solo politico, anche etico, che meriterebbe una risposta forte. La classifica delle consulenze la guida l'aeroporto Catullo che nonostante il dissesto finanziario dal 2012 ha pagato lo studio dell'assessore Toffali 168.000 euro, anche se l'estratto di un libro mastro pervenuto anonimamente fa lievitare la cifra a 213.000 euro. In ATV dal 2008 è in essere un contratto di consulenza continuativa da 36.000 euro l'anno, totale 262.000 euro in 7 anni. Amia ha dichiarato consulenze per 35.756 euro nel biennio 2010-2011, con un vistoso aumento rispetto al biennio 2004-2006, quando gli incarichi erano di nemmeno 3.000 euro. Da Verona Mercato consulenze per 48.000 euro, 29.000 da Acque Veronesi. A GSM ne dichiara una sola da 1.600 euro, ma risulta essercene un'altra da 10.500 euro. Con Verona Fiere che nega l'accesso agli atti e impedisce di completare il quadro alimentando sospetti. Un sistema che per il PD, che chiede la revoca delle deleghe a Toffali, ha oltrepassato ogni limite di convenienza politica e morale. Soprattutto per l'entità delle cifre. Un incarico ci può stare, 2 incarichi ci possono stare, ma incarichi per centinaia e centinaia di migliaia di euro, quando prima non era così, e cioè da dopo l'amministrazione Tosi in poi. Pensiamo anche a quello che sta succedendo oggi a Verona, cioè ai dubbi che ci sono, ai sospetti che ci sono. Come si fa a non fare una politica di trasparenza piena e completa? Bonfante e Fasoli hanno presentato un'interpellanza in Regione e invece dura la